La Cappella degli Scrovegni, come non l'avete mai vista, quella che vedete è la riproduzione in scala 1:4 della celebre opera di Giotto e che per anni ha fatto il giro del mondo. Il modello ligneo della Cappella degli Scrovegni nasce da un'idea maturata nel 1987 in occasione delle celebrazioni del 650 anniversario della morte di Giotto, con l'obiettivo di realizzare uno strumento capace di promuovere il comune di Padova e il Veneto in Italia e all'estero. Realizzato nei primi anni 90, il manufatto riproduce fedelmente il ciclo completo dei celebri affreschi di Giotto, compresa la famosissima volta, attraverso pannelli fotografici collocati all'interno di una struttura visitabile. Ora è tornata a Padova e la provincia, proprietaria del manufatto, l'ha data in prestito all'assessorato alla cultura del comune capoluogo. Finalmente la nostra cappellina degli Scrovegni troverà nuova vita grazie a un accordo con il Comune di Padova, con l'assessorato alla cultura guidato da Andrea Colasio, e diventerà strumento didattico divulgativo in città. Ecco, quindi dopo aver girato il mondo e toccato tutti i continenti nel corso degli ultimi 20 anni, oggi è diventato uno strumento che può essere ancora utile per spiegare da vicino, ecco, i bellissimi affreschi di Giotto del ciclo trecentesco, e quindi non è più conveniente portarli in giro per il mondo perché oggi i costi sarebbero troppi e la tecnologia ha ampiamente superato questo tipo di strumento, che però è stato utilissimo nel corso degli scorsi decenni, ma è ancora utile, quindi trova nuovo uso e lo farà proprio qui in città a disposizione delle politiche culturali e museali